Lui era giovane dentro e fino all'ultimo innamorato della vita. Riccardo Donadon racconta così lo zio Massimo, scomparso domenica all'età di 91 anni. Uno dei volti della Treviso inventiva e operativa, quella che è già passata alla storia come il dinamico Nord-Est. Massimo Donadon era per tutti l'imprenditore che ha saputo fare fortuna sui topi. Con la sua Mayer Brown Deutschland ha trovato la nicchia di mercato che nessuno aveva ancora esplorato. L'idea era partita già con la Treviso del dopoguerra, dove per quasi ogni casa c'era una stalla e mosche relative. Un modo per liberarsene senza il DDT che rovinava il latte e con maggiore efficacia delle strisce moschicida era il suo obiettivo. Poi la deratizzazione e la grande sfida del 97 di liberare dai topi una metropoli come New York. E lì entra in gioco la creatività trevigiana, prendendo letteralmente per la gola i ratti con esche al gusto di fast food. Un successo che gli ha permesso di arrivare a 17.000 punti vendita con 30 laboratori nel mondo. Ma la testa sempre lì, tra Treviso e Carbonera, con quella casa dalla facciata che ricorda un palazzo dei 300 in miniatura. È lì che il giovane Riccardo si è ispirato per imprese come E3 e ora Each Farm. Allo zio io devo molto. Quando ero ragazzino mi ha ispirato e dato fiducia, consigliando ai miei genitori di lasciarmi andare, di fare la strada che volevo fare. Aveva questa straordinaria capacità di leggere la società, le diverse sfumature, con un saper stare nelle diverse situazioni incredibili, con una capacità di dissacrare la scena, con quella genuinità e furbizia che è tipica di un territorio, di una generazione pazzesca che ha fatto delle cose straordinarie. Ed è quella generazione che oggi saluta Massimo Donadon, il cordoglio di Luciano Benetton, di Massimo Colomban, di Roberto Castagner, solo per citare alcuni dei suoi amici stretti, raccolto nelle parole del presidente della Camera di Commercio Mario Pozza. Era un punto di riferimento e io ho sempre avuto un ottimo rapporto e sono sempre stato spronato dal suo modo di pensare positivo e quindi grazie a Massimo per quello che hai fatto. Ma il messaggio che lascia è nelle parole di un Riccardo Donadon visibilmente emozionato. Ci ha insegnato che gli anni sono una convenzione e che lo spirito può essere ancora più forte.